Amen. Voglio cantare lode al Signore, colui che mi trasformò. Voglio cantare lode al Signore, colui che mi trasformò. Il mio amico è Gesù, il mio amico è Gesù. Egli è Dio, Egli è Re, e amor, libertà, solo in Lui io trovai quell'amor che cerca, solo in Lui io trovai la felicità. Alleluia, gloria a Dio. Vogliamo aprire la Bibbia, Alleluia. vogliamo accostarci alla santa parola di Dio. Vogliamo leggere un passo in Geremia, capitolo 18, leggeremo i primi 10 versi. Profeta Geremia, siamo nel Vecchio Testamento, Geremia, capitolo 18, dal primo verso fino al verso 10. Geremia 18. Alleluia. Geremia 18, dal primo verso fino al verso 10. Alleluia. A Dio sia la gloria. Amen. Questa è la parola che fu rivolta a Geremia da parte dell'Eterno. Alzati, scendi in casa del vasaio e là ti farò udire le mie parole. Allora io scesi in casa del vasaio ed ecco, egli stava lavorando alla ruota. E il vaso che faceva si guastò, come succede all'argilla nella mano del vasaio, ed egli da capo ne fece un altro vaso, come a lui parve bene di farlo. La parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini: casa di Israele, non posso io fare di voi quello che fa questo vasaio, dice l'Eterno. Ecco, quello che l'argilla è in mano al vasaio, voi lo siete in mano mia, o casa di Israele. A un dato momento io parlo riguardo una nazione, riguardo un regno di sradicare, di abbattere, di distruggere, ma se quella nazione contro la quale ho parlato si converte dalla sua malvagità, io mi pento del male che avevo pensato di farle. In un altro momento io parlo riguardo a una nazione, a un regno, di costruire e di piantare, ma se quella nazione fa ciò che è male ai miei occhi, senza dare ascolto alla mia voce, io mi pento del bene di cui avevo parlato di colmarla. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore, vogliate accomodarvi. Alleluia, gloria al nome del Signore. Israele stava attraversando un periodo di allontanamento dalla presenza di Dio, faceva ciò che Dio dispiaceva, adorava altri idoli. Dio parla al profeta che è addolorato. Ed è una situazione di profonda tristezza, era abbattuto. Ma Dio parla al suo profeta. Abbiamo letto, questa è la parola che fu rivolta a Geremia, perché Dio ci parla. Amen. Alleluia. Proprio quando siamo abbattuti, ci sentiamo sconfitti, Dio ha una parola per noi. Amen. Alleluia. E quella parola ci rialza. Gloria a Dio. Dice al suo profeta: alzati e scendi
in casa del vasaio. E là io ti farò udire le mie parole. Alzati. Prendi forza, alzati. Non ti abbattere. Questo alzati è un significato incoraggiante. Alzati. Reagisci. E Dio ci dia grazia di reagire sempre nel modo più giusto, nel modo più appropriato. Alleluia. Sia fatta sempre la volontà di Dio. Amen. Questo è il modo giusto. E dice al profeta: scendi in casa del vasaio. Perché il vasaio si trovava giù? Non lo so. Non so, una cosa che a volte anche noi dobbiamo scendere per poter ascoltare ciò che Dio ha da comunicarci. Alleluia. Perché a volte ci sentiamo e ci poniamo sopra un piedistallo. Pensiamo di essere oltre quello che noi siamo. E non comprendiamo il perché di quello che sta succedendo nella nostra vita. Noi non lo meritiamo. Esaminando noi stessi vediamo che non abbiamo sbagliato. Ma Dio dice: scendi. Quando si scende dal piedistallo si ha un'altra visione, gloria a Dio, una visione più corretta di noi stessi. Qual è la visione che dobbiamo avere? Che siamo peccatori, salvati per la grazia di Dio. Questo è il giusto concetto che noi dobbiamo avere. Poi non c'è nessuno che possa dire: io merito la grazia di Dio. Io merito che Dio faccia questo per me. Noi non meritiamo nulla, ma Dio ci ama. Ci ha tanto amato che anche se noi non lo abbiamo meritiamo e mai lo meriteremo, Dio ci ha dato il suo figliolo Gesù. Alleluia, affinché per mezzo di Gesù possiamo essere riconciliati con Lui. Amen. Alleluia, scendi in casa del vasaio e là ti farò udire le mie parole. Ha una visione, vede il vasaio che lavora. Vede questo, stava lavorando il vasaio alla ruota. E il vaso, mentre stava lavorando, il vaso che faceva si guastò. Come può succedere? Come succede all'argilla quando a volte è impura, ci sono delle impurità, no? E non segue il giusto percorso chimico, no? Per indurire. Può succedere. Ma cosa fa il vasaio? Non prende quel vaso che si è guastato e lo butta, ma ricomincia da capo il suo lavoro. E questo è un profondo significato meraviglioso della pazienza di Dio, della sovranità di Dio e dell'amore di Dio per ciascuno di noi. Amen. Alleluia. Intanto Dio è sempre all'opera, come il vasaio. Dio sta operando nella mia vita e nella tua vita. L'argilla siamo noi, siamo terra nelle sue mani. Da dove ha tratto l'uomo? Dalla terra. Terra siamo, terra torneremo ad essere e polvere. Alleluia, ma l'anima nostra appartiene all'Iddio Onnipotente. L'anima mia sarà con Dio, amen? L'anima nostra sente la presenza di Dio. Alleluia. Alleluia, gloria a Dio. Può succedere questo nella vita del credente. Può succedere qualcosa di inaspettato o di incontrollabile o magari dovuto alle nostre, perché no, scelte sbagliate. Noi possiamo guastarci davanti alla presenza e alla grazia meravigliosa di Dio. Ma non per questo tutto è finito, perché Dio è misericordioso. Dio non vuole la tua fine, la mia fine, la mia distruzione o la tua distruzione. No, Dio vuole fare un'opera meravigliosa. Amen. Vuol fare di ciascuno di noi un vaso
un vaso secondo la forma che Lui ha in mente. Alleluia, gloria al nome del Signore. Il vasaio è paziente. Nella mia vita, Signore, è così paziente. Non so nella tua vita, ma con me è paziente il Signore. Quante volte non vogliamo comprendere, ma il Signore è paziente. Quello che ci ha detto ce lo ridice finché noi non comprendiamo. E quando comprendiamo diciamo: oh, Signore, perdonami. Meraviglioso sei, Signore, gloria a te, Gesù, alleluia, amen. Ecco la parola che Dio dà al suo profeta: guarda attentamente. Vedi cosa fa il vasaio? Non lo posso fare anch'io al mio popolo? Era preoccupato il profeta, perché Dio aveva tutta l'intenzione di dare una lezione dura al suo popolo. Alleluia, a volte le lezioni non ci piacciono, è vero? Dicevo stamattina, a volte abbiamo, non so, vogliamo sempre sentire la stessa parola. Che Dio è buono, e Dio ha mandato Gesù a morire sulla croce, amen, gloria a Dio, tutte cose vere, profonde, Ma dobbiamo anche ascoltare che Dio vuole qualcosa da noi. È vero? Cosa vuole? Tutto il cuore. Cosa vuole? Che tu non abbia e io non abbiamo idoli. Cosa vuole il Signore? Che noi ci conserviamo puri per Lui. Cosa vuole il Signore? Essere amato. Non vuole nient'altro. Dio vuole essere amato. Alleluia, e noi vogliamo amare il Signore con tutto il cuore. Amen. Alleluia, il popolo di Israele stava attraversando un periodo di allontanamento e non capiva, rifiutava la parola del profeta, che era una parola di riprensione, di avvertimento. State attenti, se voi fate così, guardate che Dio farà in modo che una potenza straniera possa invaderci. No, che dici? Com'è possibile? Dio ci ha dato questa terra, è vero, Dio le ha dato la terra promessa, è vero. Ma noi dobbiamo comportarci in modo degno. Popolo di Dio, comportati in modo degno. Proprio perché sai quello che Dio ha fatto per te, perché ti rivolgi agli idoli? Gloria al nome del Signore. Alleluia. È bello che il vasaio ricomincia. Io voglio dire, Signore, se tu devi ricominciare ancora nella mia vita, fallo. È una preghiera difficile da fare. È veramente difficile. Però se ti fidi di Dio, tu sai di essere nelle sue mani. Amen. Cosa può fare di te e di me il Signore? Qualcosa di meraviglioso, per la sua gloria. Alleluia. Sapete, a volte le nostre preghiere sono un elenco di bisogni. È vero o no? Signore, fai questo, fai quest'altro, e ti prego per il lavoro, e ti prego. Oh. Cercate, prima di tutto, il regno di Dio e la sua giustizia. Tutte le altre cose vi saranno date. Amen. Cosa vuol dire questo? Signore, nell'elenco, no, delle richieste, Signore, riempimi della tua presenza. Amen. Alleluia, questo vuol dire, Signore, modellami. È vero? Tu sei il vasaio, io sono l'argilla. Riempimi della tua presenza. Chi non è battezzato nello Spirito Santo deve chiedere al Signore: Signore, battezzami nello Spirito Santo. Questo vuol dire
Plasmami, Signore. Alleluia. Io sono l'argilla, tu sei il vasaio. Signore, fai di me un tuo servo, una tua serva. Alleluia. Amen. Io voglio servirti, non solo voglio amarti, ma voglio anche servirti. A me queste richieste sono belle. E io le vorrei sentire, e vorrei farle prima io, prima di tutte le cose che ho di bisogno. Prima, Signore, dammi ancora di più. Amen. Alleluia. Ma sono battezzato nello Spirito Santo. Signore, dammi di più. Amen. E mica è finita lì la storia. Signore, ti battezza nello Spirito Santo, è finito tutto. No, pensa, quello è solo l'inizio. Alleluia. C'è una realtà di potenza meravigliosa che può essere la tua e la mia portata, se lo vogliamo. Possiamo essere guerrieri che combattono nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Ma non guerrieri che vanno al negozio, comprano la pistola e sparano, no. Guerrieri che combattono in preghiera. Amen. Per combattere un luogo spirituale, una situazione spirituale, il terreno adatto è la preghiera. Amen. Per combattere contro i principati, le potenze, le potestà, gli spiriti. Alleluia, Signore, dammi di più. Alleluia. Il Nuovo Testamento ci apre una porta meravigliosa della grazia di Dio, della potenza dello Spirito Santo, del battesimo nello Spirito Santo. Si parla di doni, di ministeri. Amen. Alleluia. Signore, dammi, ti prego, un dono, un dono di guarigione. Perché no? Amen. Sembra quasi che abbiamo paura di chiedere al Signore. Perché no? Sì, Signore, ti prego, un dono di fede. Alleluia, gloria al Signore. Signore, dammi un dono. Alleluia. Fai di me un vaso. Oh, lo scopo di Dio non è quello di fare un vaso e tenerlo come un pezzo da museo. Siete mai stati in un museo? Cose archeologiche antiche, da vedere, belle. Guarda come facevano. Guardi, belle. Io non voglio essere un soprammobile. Io voglio essere un vaso riempito. Riempito. Gloria a Dio. Ma non con misura. No. Versa ancora, Signore. Ma sta uscendo di fuori. Ancora. Porta altri vasi. Amen. Ancora si riempie. E porta altri vasi. Gloria a Dio. Quanti vasi da riempire. Alleluia. Riempi, Signore, questi vasi. Fammi essere non un vaso che gli altri possono vedere e dire che è bello e non serve a niente, ma un vaso che possa contenere l'acqua della vita, affinché altri possano bere, amen, bere della tua acqua in questo contenitore. Alleluia, gloria al nome del Signore. Questo deve essere il nostro desiderio, questo deve essere la nostra visione. Dio sta operando ancora nella mia vita e nella tua vita, amen. Alleluia. Come ho detto anche a mia figlia in precedenza, quando Dio inizia un'opera ci vuole del tempo, ma quell'opera lo porterà a compimento. Non si stanca, non si dimentica il Signore. Quando inizia un'opera non si dimentica il Signore. Quando tocca un cuore e quel cuore poi si svia, si allontana, sappi che Dio ti sta cercando. E prima o poi, come ha fatto con me, Lui ti troverà. Alleluia. Quando ti trova, che gioia per il pastore. Per il sommo pastore. Alleluia. Anche il mio pastore è stato gioioso quando sono tornato al Signore. C'era festa in chiesa. Alleluia.
Gloria a Dio. Gloria a Dio, ma soprattutto il buon pastore prende quella pecorella tra le braccia e lo riporta lì dove deve stare, lì dove è il suo posto. Gloria a Dio, ora so qual è il mio posto, è nell'ovile, alleluia, e voglio stare sempre nell'ovile del buon pastore, perché so che fuori c'è qualcosa di brutto e purtroppo, siccome l'ho vissuto da ragazzo, non voglio più averci nulla a che fare, voglio stare alla presenza del Signore, dove il Signore mi può riempire, dove il Signore mi può plasmare a me, dove il Signore può fare di me, di te, un vaso con una forma meravigliosa che Lui ha in mente. Non sarò io a dire: Signore, fammi quadrato, fammi cilindrico, fammi ovale, fammi come vuoi. Fammi, Signore, quello che hai in mente. Fai di me un vaso per la tua gloria, Signore. Amen. Alleluia. Versetti 7 a 10 a una prima lettura fanno comprendere, ci fanno capire come se Dio si pentisse e cambiasse idea, no? Non so cosa pensi tu, ma io sono sicuro che Dio è coerente. Però a determinare la benedizione che tutti noi vogliamo, siamo noi stessi. Perché Dio vuole senz'altro benedirci. Ma Dio dice, quando io penso di permettere il male affinché il popolo impari una lezione, ma se poi si ritorna, vero? Se il popolo si converte, io non posso permettere ancora al male, a me, di far del male a fin di bene, però, scusate il giro di parole. Dio ci tratta come figli. Noi siamo figli di Dio. E credo che ognuno di noi abbia dato qualche schiaffetto al proprio figlio. Non oso immaginare il figlio cosa pensa quando riceve un piccolo schiaffo. Che ingiustizia! Però poi, gloria a Dio, produce del bene. Amen, alleluia. Allo stesso modo Dio ci tratta come figli. Permette a volte determinate situazioni per farci comprendere, farci capire, amen? Ma se noi ci convertiamo, come diciamo, io mi pento del male che ho pensato, che ho permesso, da Dio dipende ogni cosa, il male e il bene, amen? Essere benedetti o non essere benedetti, Dio vuole senz'altro la nostra benedizione. Ma come abbiamo capito dalla lettura, dipende da noi, se osserviamo o meno la sua parola, se ci convertiamo o meno alla sua dolce parola. Amen. Alleluia. E allora, se diamo ascolto alla voce di Dio, avremo sicuramente le sue benedizioni. Amen. Alleluia. Ma questo non vuol dire che non avremo mai delle difficoltà. Le possiamo anche avere difficoltà, ma nella difficoltà noi saremo benedetti da Dio. Perché nelle difficoltà noi rimarremo fedeli a Dio. Amen. Nelle difficoltà noi pregheremo Dio ed Egli ci libererà. Amen. Alleluia. E allora saremo benedetti. Gloria al nome del Signore. Alleluia. Per concludere, volevo leggere insieme a voi quanto Paolo scrive alla sua epistola ai Romani, capitolo 9, versetti da 14 a 29, che parla proprio della sovranità di Dio. Allo stesso modo, la visione che Dio dà a vedere a Geremia parla della sovranità di Dio. Lui è il vasaio, amen? Noi siamo l'argilla. Egli è, rimane e sarà sempre il Signore. Romani capitolo 9 dal verso 14 dice l'Apostolo Paolo così: che diremo dunque? Vi è forse ingiustizia in Dio?
Assolutamente no. Amen? Siamo d'accordo? È vero, qualcuno può pensare, ma perché è lontano dalla presenza di Dio? Che quello che gli succede e che Dio sta permettendo nella sua vita è qualcosa di ingiusto, lui non merita. Ma Dio non è ingiusto. Amen? Quello che permette il Signore è sicuramente una cosa giusta, che servirà al tuo bene, amen, al mio bene. Vi è forse ingiustizia in Dio? Assolutamente no. Poiché egli dice a Mosè: io avrò misericordia di chi avrò misericordia e avrò compassione di chi avrò compassione. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Poiché la scrittura dice a Faraone: appunto per questo ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato per tutta la terra. Così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Sapete, ci sono dei vasi ad onore e ci sono dei vasi a disonore. Ma nella sovranità di Dio egli è così potente e sapiente da usare anche i vasi a disonore. Il Faraone, egli sapeva che non avrebbe mai accettato Dio, l'unico solo e vero Dio, e indurisce di più il suo cuore. Così fa Dio. Alleluia. E poi sappiamo la fine del Faraone. Ma una cosa so, Dio è giusto. E gli fa misericordia a chi vuole fare misericordia. Non è una scelta dettata così dalla simpatia e dall'antipatia. No, è una scelta dettata dalla giustizia di Dio, perché egli vede quello che c'è dentro di me e dentro di te. Amen. Alleluia. Tu allora mi dirai, leggo il versetto 19, perché rimprovera egli ancora? Poiché chi può resistere alla sua volontà? Piuttosto, uomo, chi sei tu che replichi a Dio? La cosa formata dirà a colui che la formò: perché mi facesti così? Cioè il vaso può dire al vasaio: ma perché mi hai fatto così? No, il vaso potrà solo dire: grazie vasaio, non esistevo e mi hai chiamato all'esistenza, non avevo forma alcuna e mi dai una forma, non potevo contenere nulla e mi hai fatto un contenitore, gloria a Dio. C'è solo da ringraziare il Signore. Alleluia. Il vasaio non è forse padrone dell'argilla per trarre dalla stessa pasta un vaso per uso nobile e un altro per uso ignobile? Che c'è da contestare? Se Dio, volendo mostrare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con molta pazienza dei vasi d'ira preparati per la perdizione, e se per far conoscere le ricchezze della sua gloria verso dei vasi di misericordia che aveva già prima preparati per la gloria, li ha anche chiamati, parlo di noi, dice l'Apostolo Paolo, non soltanto fra i giudei, ma anche fra i gentili. Cioè l'Apostolo Paolo sta dicendo che lui, insieme al popolo, insieme ai discepoli, sono dei vasi che Dio ha utilizzato per svergognare altri vasi destinati all'ira di Dio, vasi ignobili, che non meritano la benedizione e la grazia di Dio. Alleluia, gloria al nome del Signore. Dio è il sovrano. Alleluia. Pensate un po' al mondo, no? Nel mondo ci sono dei vasi ad onore e dei vasi che disonorano il vasaio. Alleluia. C'è tanta confusione. Persone che proclamano una falsa religione e nel nome di un falso Dio uccidono. È vero?
fanno del male. Alleluia. Ma Dio in questo mondo ha chiamato dei vasi, quali siamo anche noi, e anche se siamo in minoranza, siamo pochi, quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. E da questi vasi, alleluia, ancora la parola di Dio viene proclamata. Amen. E diciamo a questi vasi, convertitevi. Amen. Alleluia. Voi state offrendo odio, malvagità, morte. Convertitevi, svuotate quello che state contenendo e fate in modo che Dio possa riempire anche i vostri vasi, affinché possiate diventare dei vasi anche voi, come noi, alla gloria di Dio. Amen. Alleluia, gloria al nome del Signore. Dio ci benedica. Vogliamo chinare il nostro capo, gloria a Gesù.